Ciao a tutti. Visto che tra domani e sabato sta arrivando la perturbazione più intensa di tutto l'inverno, anche perché la fa poca fatica essere la più intensa visto l'inverno asciutto che sta fino adesso. Comunque, a parte gli scherzi, visto che sta arrivando sta perturbazione, ho pensato di tirare fuori lo zoo per raccontarvi un pochettino alla mia maniera come cambierà il tempo nei prossimi giorni. Per chi lo conosce non sto lì a fare presentazioni, per chi non lo conosce, vabbè, mi ci appari per matto, ma è solo un modo semiserio di raccontare come cambia il tempo, dove i protagonisti che è il musso, che è praticamente le perturbazioni atlantiche, la balena che è l'alta pressione delle Azzorre, le rene che è perturbazioni un po' più fredde e fortunatamente non si vede mica il camel perché tanto tornerà a romperne le balotte nei prossimi mesi e quindi anche se adesso non si vede meole. Partiamo con quel che succederà e andiamo alla giornata di domani, quindi di giovedì in tarda serata. E la prima roba che si vede è che si sta avvicinando per la prima volta appunto da qualche mese un bel musso, perché è successo nelle ultime settimane, se vi ricordi un par di settimane fa aveva detto che il tempo non cambiava mia per colpa della balena, che era massa invadente, che era grossa, che era posizionata in maniera tale che le perturbazioni non le potesse mai arrivare. È successo che nelle ultime settimane la balena la si è fatta piccola piccola, la si è spostata sulle Azzorre, si vede com'è che ne aveva gli ovi pieni di star super l'Inghilterra, e spostandosi sostanzialmente a sud-ovest l'ha aperto la porta atlantica e quindi le prime perturbazioni a cominciare a arrivare. Da noi altri abbiamo visto pochi effetti finora, ha fatto qualcosina la settimana passata, sta facendo qualcosina adesso, però il grosso diciamo che arriva domani. Come vedi, infatti già da domani sera appunto questo musso in avvicinamento che porterà le prime precipitazioni, che le sarà nevose anche in pianura su gran parte del nord-ovest della Lombardia e del Trentino, mentre da noi altri la quota neve la sarà a quote collinari. Non escludo che magari proprio all'inizio dell'arrivo delle prime precipitazioni che sia qualche episodio di neve anche in pianura e magari in zone più fortunate come può essere la Val d'Adige, magari la neve la può dare a resistere un po' di più, ma comunque da noi altri la quota neve salirà abbastanza rapidamente. Perché le basse pressioni e delle strutture praticamente che ruota in senso antiorario e avvicinandosi a noi altri e ruotando in senso antiorario s'affala, la tira su aria più calda e umida dall'Africa e man mano che la si avvicina quest'aria che arriva la si dispone per le nostre montagne sotto forma di scirocco, e quando savi che parliamo di scirocco parliamo di aria calda, quindi e già da domani sera per noi la quota neve la sarà comunque più alta rispetto che al nord-ovest. Ma veniamo alla giornata clou, che la sarà appunto quella di venerdì. Eccola qua. La giornata di venerdì la vede il musso che si avvicina ancora di più e infatti le correnti le comincerà, almeno per la nostra provincia, a essere quelle più intense, le correnti da sud, e essendo appunto più intense sarà la giornata in cui le precipitazioni le sarà più intense per la nostra provincia. Quanto intense? Diciamo le più intense da qualche mese a sta parte, l'ho già detto, però in termini di millimetri secondo me almeno in pedemontana vedremo dei buoni accumuli. Non sto a dirvi adesso quanti millimetri di pioggia potrà essere perché manca 48 ore quindi è ancora presto, però diciamo che ne varranno un bel pochi. Il problema sarà che la quota neve schizzerà altissima, se al nord-ovest magari la resiste ancora un pochettino anche in pianura, da noi altri mi ho messo 1500-1800 per farmi una forchetta perché è ancora difficile adesso dirvi quanto la sarà alta, però sicuramente non la sarà più a quote collinari. Mi immagino che magari in certe zone un po' più riparate, mi viene in mente magari San Valentino, che è sottovento rispetto a Scirocco, lì la quota neve la sarà un po' più bassa, però diciamo che in generale la sarà piuttosto alta per il periodo. Dopo dipende anche da quanto forti le sarà per le precipitazioni, perché con precipitazioni intense, nonostante lo zero termico sia alto,
la neve potrebbe scendere anche a quote un po' inferiori rispetto alla quota dello zero termico, ma è tutte robe che si vede nel momento in cui gli eventi stanno arrivando, quindi non stiamo neanche lì a pensare. No fioca mia in pianura da noi altri, a Butei, pace, è un inverno talmente secco che adesso la cosa più importante è che dal cielo arrivi qualcosa. Se non le mia neve anche al piano, l'importante è che sia neve in montagna, dove finalmente si vedrà un po' di bianco, anche se appunto a quote magari più alte di quello che sarebbe auspicabile, però almeno neve in montagna, le riserva idrica per le nostre falde per i prossimi mesi. Quindi ben venga la neve in montagna, ben venga la pioggia in pianura, perché non possiamo fare altrimenti, e non mi resta che salutarvi. Ciao!